ambasciatore Barbanti, lei ha svolto il suo incarico dal 2021 al 2024 in Israele, quindi quando è scoppiato il 7 di ottobre 2023 il conflitto, lei era lì. Ci può raccontare come è stato vissuto questo dramma dalla popolazione israeliana? È stato un momento tragico nella storia di Israele, forse di tutta la storia di Israele. Ricordiamo che Israele è stato indipendente dal 48 e dal 48 ha passato dei momenti molto tragici. Subito, quella viene chiamata la prima guerra di indipendenza, ad esempio subito nel 48, quando appunto dichiarò l'indipendenza e poi venne attaccato da alcuni paesi circostanti, e poi la guerra dei 6 giorni, poi c'è stata la guerra del Kippur del 73, però di tutti questi eventi, quello che è successo il 7 ottobre è senza dubbio il momento più tragico che ha vissuto il paese, più tragico per tante ragioni, sia per la crudeltà, l'atrocità di quello che è successo. Io non ho avuto il coraggio di guardare le immagini che sono state girate perché alcuni degli stessi terroristi avevano queste webcam, perché sono immagini che sono tremende. E poi perché queste atrocità in fondo sono proseguite, perché i 250, anche non solo israeliani, perché c'erano anche persone, alcuni asiatici ad esempio, e alcuni non erano neanche ebrei, erano israeliani ma non ebrei, musulmani, sono stati presi, rapiti e portati a Gaza da loro. Ora, sono stati chiamati ostaggi e in genere la parola ostaggio non evoca cose tremende, anche perché in genere quando uno prende qualcuno in ostaggio è abbastanza indifferente nei confronti dell'ostaggio, serve come merce di scambio, ma in questo caso sono stati presi da persone che li odiavano, cioè che avevano fatto quello che hanno fatto, e quindi l'idea che queste atrocità poi potessero proseguire in tutti i giorni successivi, non voglio neanche pensare a quello che possono essere state fatte alle donne, ad esempio. Anche perché Israele è stata creata proprio per evitare che ci fosse ancora un massacro nei confronti di persone che sono odiate solo per il fatto di essere ebree. E infatti parecchie volte ho sentito dire persone che dicevano non avremmo mai pensato che adesso che abbiamo uno Stato e un esercito non siamo riusciti a proteggerci e a proteggere i civili, soprattutto proteggere i civili dalle stragi che ci sono stati e dal rapimento che sono stati portati. E questo per un popolo che per 2000 anni si è sparso in giro per tutto il mondo perché non ha mai avuto uno Stato, e che poi con la seconda guerra mondiale in 6 milioni sono stati sacrificati, e che sentiva non solo di essere tornato alla terra dei loro padri, ma anche finalmente di avere un luogo, e ha sviluppato delle forze armate estremamente efficienti, dei servizi di intelligence estremamente intelligenti, che tutto questo potesse accadere. E che potesse accadere nella maniera più primitiva possibile, cioè Israele è stato messo in ginocchio dal più debole dei suoi nemici, che ha sfondato le barriere di Gaza con i bulldozer. E per cui è stato proprio come una congiunzione astrale tremenda, in cui tutto quello che poteva andare male è andato male. E ha lanciato una ferita nell'anima di Israele, che poi ha evocato naturalmente queste scene che uno ha visto di queste donne prese, tirate per i capelli, messe sul leggino, portate a casa così. E ricordavano le scene, no, dei rastrellamenti degli ebrei. Questo per spiegare cosa? Per spiegare che la profondità devastante nell'anima del popolo ebreo, non solo in Israele,
ma anche in giro per il mondo, ha toccato dei nervi e delle sensibilità che sono proprio specifiche, relative a quel popolo, su fatti che sono avvenuti 3 generazioni fa. Pochi, ma ancora qualche sopravvissuto dell'epoca delle persecuzioni c'è stato. E poi il fatto che non c'era nulla di politico dietro c'era il fatto che t'ammazzo perché sei ebreo, per il solo fatto che tu sia ebreo. Tant'è vero che la popolazione, cioè che chi viveva in questi kibbutz vicino a Gaza, dove ci sono stati svolti questi eccidi, erano proprio, diciamo, in un certo senso gli ebrei più progressisti, gli ebrei che credevano di più in una soluzione a 2 stati, proprio quelli che credevano in una integrazione tra i 2 popoli, per cui anche questo è il cielo che ti è precipitato sulla testa, no? Anche da parte di questa componente più aperta del popolo ebraico. E poi il terrore che questo potesse succedere ancora, nel senso che se Hamas dimostra che è in grado di fare questo a Israele, ovviamente che non è che sia l'unico nemico, la deterrenza cade completamente.